Negli ultimi anni si sta modificando il tessuto delle imprese artigiane friulane. Crescono le società di capitali e il numero degli impiegati ed aumenta la presenza di titolari immigrati che ormai rappresentano il 10% del totale. Sono questi alcuni dei dati diffusi dall'Ufficio Studi di Confartigianato sul trend evolutivo del comparto. L'artigianato cambia pelle ma non anima, ha detto il presidente Carlo Faleschini, evidenziando come le imprese artigiane, nonostante la crisi, abbiano grande capacità reattiva e di adattamento e mantengano sostanzialmente inalterati i livelli occupazionali. Oltre ai dati positivi, però, ci sono anche le ombre di una crisi che non sembra abbandonare l'economia e per la quale Confartigianato chiede interventi urgenti alla Regione ed auspica che Friulia non chiuda i battenti alle imprese artigiane. Il 13 e 14 giugno Confartigianato Udine ha celebrato il centenario della nascita del suo primo presidente, Diego Di Natale, fondatore anche della Fiera di Udine e dell'ESA. Una grande festa questo ricordo di Diego Di Natale che vuole essere occasione di rilancio per l'artigianato dopo questa crisi. Assolutamente sì, sia per ricordare una grande persona che poi è la base di tutte le nostre aziende, sono la famiglia, le persone, ma anche proprio per trarre da questo uomo la forza, il coraggio di affrontare queste ulteriori crisi, questi momenti abbastanza difficili. Si può per esempio cercare di trovare un tavolo per una intesa necessaria con gli istituti di credito per avere finalmente, senza polemiche, senza alcune accuse reciproche, di poter dare quello che gli artigiani chiedono in questo momento, e cioè di avere la possibilità di ottenere la giusta loro mercede per il lavoro che hanno fatto in tempi accettabili. Qualora non ci fosse possibile, bisogna che le banche ci aiutino, e non hanno mai rimesso o perso qualche euro dagli artigiani, occorre che ci aiutino a superare questo impasse dovuta alla mancanza di liquidità. È stata una grande cerimonia, quella di domenica 14 giugno, in occasione della quale sono stati premiati 33 titolari d'azienda, 9 collaboratori e 2 artigiani storici. Siete contento di ricevere questo premio? Certo, io non me l'aspettavo perché sa quell'età qua mi hanno abbandonato, no? E invece sono qua il mio amico là che ha 100, no? 100. Era a lavorare con me, no? Perché io ho fatto 11 anni tipografo. anche il tipografo ha fatto? Dal 1931 al 1942 ho lavorato in tipografia Doretti. Qual è l'attualità del pensiero di Di Natale oggi con la crisi? Ma in ogni caso di avere più fiducia in se stessi. Ogni artigiano deve pensare che il primo protagonista è lui stesso, del suo lavoro, della sua famiglia e di questa società che ha bisogno oggi più di ieri della presenza del mondo artigiano e della società che rappresentiamo qualche volta non perfettamente. Io credo che le banche commettano degli errori a non andare un momentino alla storia di questo Friuli, di questo nostro paese. Gli artigiani non hanno creato disastri da nessuna parte, in particolare durante il terremoto, l'ho ricordato prima, è stata data fiducia, la fiducia è stata ricambiata, una lira la Regione non ha perso. Queste sono le cose che restano e sono fondamentali, perché sono quelle che poi dimostrano la serietà, l'onestà e la rettitudine di chi quando viene aiutato sa come ringraziare. Venerdì 19 giugno alle 18 nella Loggia del Lionello a Udine, Confartigianato propone conversazioni e riflessioni con il giornalista e critico d'arte Philippe Daverio sul valore artistico e l'unicità del manufatto artigianale come prodotto emarginato dall'omologazione dei consumi, patrimonio ed espressione irrinunciabile di ogni cultura. La partecipazione all'evento è aperta a tutti con prenotazione al numero che compare sui vostri schermi. C'è grande fermento nel mondo delle energie rinnovabili. Fra le novità gli impianti solari termici, un sistema in grado di trasformare l'energia irradiata dal sole in energia termica, ossia calore, che può essere utilizzato in riscaldamento dell'acqua e degli ambienti.
Questa tecnologia è ormai matura e permette ottimi risultati in termini di risparmio energetico, redditività e opportunità di mercato. Lo Sportello Energia di Confartigianato Udine organizza quindi un corso di 8 ore sul solare termico indirizzato ad installatori, impiantisti e liberi professionisti che si terrà il 23 e 24 giugno. Per informazioni visitare il sito confartigianatoudine.com. Per oggi è tutto, grazie per aver seguito Impresa Diretta e buona serata.